Siamo giunti alla settima corsa dall'Arcoveggio, un confronto di categoria AB che vede il ritiro di Victorious Man, restano 7-1 Zenotab, 2-1 Italia, 3 Tango Negro, 5 Vavitix Club, 6 Vernissage Griff, seconda linea, 7 Pocahontas Diamant, 8 Tessa Obi Sonic. Favore in chiusura per Vai Victis Club numero 5, Roberto Vecchioni in sediolo, macchina che stacca con velocissimo Vai Victis che si porta su Zenotab, attacca e si avvantaggia. Zenotab e Vai Victis alle prese, poi Vai Victis sfila in 200 metri e guida. Terza posizione per 1 Italia davanti a Pocahontas Diamant, all'esterno è rimasto Tango Negro che si trascina Tessa Obisonic e quindi Vernissage Griff che accenna a muovere all'esterno. 14,4 i primi 200 con leader Vai Victis Club che è chiuso favorita, Roberto Vecchioni in sediolo. Seconda posizione per Zenotab davanti a 1 Italia, all'esterno Tango Negro. Quarta posizione per Pocahontas Diamant, largo anche Tessa Obisonic, poi Vernissage Griff che viene in terza corsia dopo 600 metri in 44,7, lo spunto di Vernissage Griff che prova a profilarsi su Vai Victis Club, viene deciso Gianni Riccio dopo 800 metri, 59,3 il passaggio agli 800 e Vernissage arriva a ridosso di Vai Victis Club, a contatto Zenotab, quindi 1 Italia, ancora Tango Negro e Tessa Obisonic in coda Pocahontas Diamant, chilometro in 1,13,6. In vantaggio Vai Victis Club, all'esterno si impegna Vernissage Griff lungo la corda, rimane Zenotab, poi 1 Italia, cavalli a 500 scarsi dalla conclusione, Vernissage attacca ancora, replica però Vai Victis, i due prendono vantaggio e in terza posizione rimane Zenotab, poi 1 Italia che rimane lì alla corda, chiusa invece Pocahontas Diamant, sposta a questo punto 1 Italia, mentre Vernissage insiste all'attacco di Vai Victis che si difende completamente dalla piegata, l'errore di Zenotab, retta d'arrivo con Vai Numero Victis in 1 vantaggio, Vernissage in Zenotab seconda posizione, Vai squalificato. Victis si difende da Vernissage che insiste ancora, ma nel finale è Vai Victis Club che vince su Vernissage. Al terzo posto finisce 1 Italia nei confronti di Pocahontas Diamant, 29-1 a chiudere, 1-12-7 il ragguaglio conclusivo. La vittoria per Vai Victis Club, Roberto Vecchione in sediolo, Manuele Matteini al training. Andiamo a rivedere l'arrivo molto combattuto con un Vernissage Griff davvero molto generoso con un chilometro allo scoperto, ma Vai Victis Club regge fin sul traguardo, una incollatura di vantaggio sul palo per Vai Victis. Roberto Vecchione che raddoppia così in giornata, training come detto di Emanuele Matteini, la quota al totalizzatore da favoriti 1,95.